Era tardi, glielo dico io in diretta, cambia l'ultimo minuto. Gli avevo detto aspetta un attimo. No, si è stirato ieri, ma sono provato. Out. Ok, all'intervista lo chiudo. Chissà come sei bello! Oh. Scrivi così, già è tanto. Già è troppo. E fu è l'incipit del 5 maggio, lode di Manzoni in occasione della morte di Napoleone. Sportivamente parlando, il 5 maggio riporta al 2002, alle lacrime di Ronaldo in quel Lazio-Inter famoso che costò lo scudetto ai nerazzurri in favore della Juventus nel futsal. Il 5 maggio è una storia ben diversa, era il 2008 e quel giorno Lazio e Roma giocarono l'ultimo derby di calcio a 5 della loro storia. Quell'anno la Roma venne retrocessa e le due rivali non si sono più incontrate in un derby, sono passati più di 10 anni, è un'altra Lazio chiaramente e anche un'altra Roma. Siamo in Serie A2, ma può essere qualsiasi sport e qualsiasi categoria, il sapore e la rivalità sono sempre gli stessi quando si affrontano biancocelesti e giallorossi. Buonasera dal Palagems, super spot e poi l'inizio del derby. Le squadre hanno fatto il loro ingresso sul parquet nero del Palagems di Roma, la Lazio in maglia nera e inserti dorati, la Roma in giallo-rosso. Buonasera da Matteo Santi E Andrea Ubei. e allora siamo pronti a vivere il derby di Roma. Andiamo a sentire le interviste nel prepartita. Partiamo da Daniele Chilelli della Lazio. Daniele Chilelli, capitano, simbolo, bandiera della Lazio. I derby sono sempre speciali. Si può dire però che quello di oggi, per i tanti problemi, per gli infortuni, per la situazione di classifica, è ancora più importante e speciale? Buonasera a tutti. Oggi è il derby più importante, diciamo, dell'anno, perché è la partita dove delineiamo un po' il nostro campionato. Abbiamo avuto un'infinità di infortuni. Oggi recuperiamo Duarte, certo abbiamo fuori ancora Jetson e Diego, però cercheremo di recuperarli strada facendo. Però oggi è uno scontro diretto per la salvezza, perché ormai bisogna parlare di salvezza e quindi viene proprio a ciccio il derby. Avete già affrontato la Roma sconfiggendola 5-3 in Coppa Divisione, si può dire che quella partita l'hai vinta da solo, 3 gol e un assist. Oggi quanto inciderà Daniele Chilelli su questo derby? Spero poco perché torno da un infortunio abbastanza brutto e quindi non so quanto potrò giocare, vedremo, però abbiamo almeno 8-9 giocatori di movimento di alto livello per la Serie A2, quindi sicuramente ci sarà meno spazio rispetto alla partita che facemmo, insomma, con Coppa Divisione, dove eravamo realmente contati e dove uscì fuori comunque un'ottima prestazione. Grazie mille, in bocca al lupo a Daniele Chilelli e alla Lazio.
E allora abbiamo sentito le parole Emanuele di Daniele Chilelli, andiamo subito della a Vittorio. Roma. Sono passati 2 mesi dalla gara di Coppa Divisione. Quanto è cresciuta la tua squadra e quali sono gli errori da non ripetere oggi? Sicuramente siamo totalmente un'altra squadra, l'abbiamo incontrati, diciamo, in un periodo dove eravamo in assestamento anche come rosa, adesso siamo un po' cambiati, la squadra sta prendendo coscienza e se la può giocare un po' con tutti, anche se è una squadra molto giovane. E non dobbiamo commettere gli errori dell'altra volta di distrazione, abbiamo preso 3 gol su palle da fermo la scorsa volta e quindi sono errori di concentrazione e di distrazione. Abbiamo lavorato tanto questa settimana su questi aspetti, speriamo di non ripetere quel tipo di errori. Grazie mille Emanuele Di Vittorio. E allora è tutto pronto per l'inizio del derby, andiamo a leggere le formazioni con la Lazio che parte con Barigelli in porta, poi Scalambretti, Lupi, Biscossi e Duarte oggi al rientro a completare il quintetto. A disposizione ci sono Passarelli, Nicao, Musumeci, Jetson, Chilelli, Capponi e Sardella. Dall'altra parte invece la Roma che sceglie Rodriguez fra i pali, poi Rossi, Caiche, Di Scala e Cardone per lo starting 5. In panchina ci sono Tarenzi, Castaldo, Luisigno, Donadoni, Batata che fa oggi il suo esordio in maglia giallorossa, fino alla scorsa settimana gioca in Serie A con l'Aniene, Mateus e Colletta. Ancora qualche istante e poi l'inizio della partita. Gli arbitri dell'incontro sono Suelotto di Bassano del Grappa, Saggese di Roveneto, il cronometrista e Andrea Seminara. Della sezione di Tivoli sarà la Roma a dare il calcio d'inizio dell'incontro che arriva in questo istante. Primo possesso per la squadra giallorossa con Batata Alves che gira largo sulla fascia su Caiche da Silva, capitano di questa Roma, lui classe 98. Di Scala, Cardone prova a partire su Scalambretti, il contrasto con Lupi, tutto regolare per gli arbitri, poi Scalambretti fa carambolare il pallone proprio su Di Scala, rimessa laterale in favore della Lazio. Buonasera, al mio fianco alla leggenda del futsal italiano Andrea Rubei. Buonasera a tutti quanti. Biscossi riceve da pivot, prova ad andare lui, calcio in porta, pallone largo alla sinistra di Rodriguez, rimessa dal fondo. Prima conclusione in porta della partita della Lazio che adesso si va a mettere a metà campo ad attendere la Roma. Vediamo subito come intendono giocarsela. Un derby sappiamo che è sempre una partita molto particolare e forse a Roma è uno dei derby più sentiti di tutta Italia. È una partita sicuramente molto, molto attesa da entrambe le squadre. Sono passati 4.232 giorni dall'ultima sfida, dall'ultimo derby fra la Roma e la Lazio. Questa è una vera e propria sfida salvezza in questo momento in Serie 2. Le due squadre hanno raccolto poco al termine delle prime 10 giornate di gioco, con la Lazio che ha 6 punti in classifica, uno in più della Roma che è terzultima a quota 5. In questo momento queste squadre giocherebbero il play-out. Andrea, una partita importante perché la squadra è immediatamente sopra la Lazio che è il Bulldog Lucrezia a quota 11 punti, quindi 5 lunghezze sopra la Lazio che è stata battuta proprio da Lucrezia nell'ultimo incontro. Sì, sono due squadre che devono recuperare terreno sulla squadra che sta davanti e sta a 5 punti sopra loro, quindi per forza di cose devono, se vogliono togliersi da questa classifica scomoda, devono fare punti. Ancora Roma col possesso di palla, Di Scala per Cardone, in mezzo alle linee ancora per Nicolas Di Scala, si allarga, lo tiene bene Scalambretti, la rimessa laterale è in favore della Lazio che riconquista il pallone quando sono passati 1 minuto e 32 secondi dall'inizio della partita e siamo sempre 0-0 al Palla Gems di Roma fra i biancocelesti, quest'oggi in tenuta nero-oro, e i giallorossi con Biscossi che non riesce a tenere dentro questo pallone, controllato bene da Caiche e da Silva. Vediamo che hanno approcciato in maniera completamente differente la partita delle due squadre. La Lazio sceglie per il momento di restare nella prima metà campo, mentre la Roma ha scelto di andare a pressare alta. Vediamo come cambieranno durante il corso della partita, che ci saranno sicuramente dei cambiamenti in corsa. Lotta Scalambretti con Mariano Cardone e conquista un'altra rimessa, un altro possesso per la Lazio. Duarte, Lupi, largo per Scalambretti, cerca e trova ancora Duarte, nuovamente Federico Scalambretti, corto da Matteo Biscossi, largo il pallone per Lupi che chiamava palla in avanti sul movimento
Passaggio troppo arretrato di Biscossi, palla regalata alla Roma. Caiche gira da Di Scala, ancora Caiche da Silva, in buca profondo, il pallone per Batata che fa riuscire ancora da Caiche, cambio di lato Cardone, in parallelo alla corsa di Caiche, esce bene Scalambretti, puntuale, col tempo giusto, concede solo una rimessa alla Roma che continua a far possesso palla, a provare a fare la partita in questo avvio. Sì, sta facendo la partita, ma la Lazio non si preoccupa più di tanto, sta messa bene dietro, non lascia spazi. Cardone cerca il taglio alle spalle di Biscossi, Di Scala non può arrivare su questo pallone, è rimessa conquistata nuovamente dai biancocelesti. Quasi 3 minuti sul cronometro del primo tempo in questo anticipo del girone B di Serie A2 fra la Lazio e la Roma. Lupi in mezzo alle linee, Duarte, cambio di lato dove c'è Biscossi, ricomincia da Scalambretti, sempre Lupi, Scalambretti, Biscossi, Lupi, Scalambretti, si muove in parallelo a Lupi, Scalambretti cambia lato, Duarte in avanti per Biscossi, prova a tenere dentro questo pallone, palla che però è uscita, larga, in rimessa laterale. Caiche, Batata, questo è importante per la Roma, quello di Batata Alves, lui che conosce bene questo gruppo che nasce da quella che era una volta l'Orte e lui faceva parte di quell'Orte lo scorso anno, anzi ha iniziato quest'anno con l'Aniene in Serie A, poi il ritorno diciamo a casa per lui. Hai detto bene, è un giocatore che conosce molto bene questo ambiente, si sente a casa sicuramente, è molto importante che viene da una categoria superiore, dovrebbe avere un passo diverso dai propri compagni in questo momento. E soprattutto Roma che ha un roster molto giovane, lui diciamo non è più un giocatore di primissimo pelo, può fare insomma da chioccia a tutto quanto il gruppo. Seguiamo però la Roma dentro, il pallone riceve in area di rigore Di Scala che si gira, prima parata importante di Valerio Barigelli, perso per un attimo Di Scala, si salva la Roma, poi Biscossi scalcia da terra su Alves, proprio su Batata, il fallo per la Roma, la punizione, mentre rivediamo la prima occasione e la prima parata importante di Valerio Barigelli. Sì, molto bravo Valerio Barigelli, è uscito molto bene a impattare il tiro di Scala che è lasciato in maniera un po' ingenua, completamente solo al limite dell'area di rigore. Comunque prima occasione per la Roma e adesso calcio di punizione, vediamo bene, una bella parata di Barigelli. Bellissima anche la nostra inquadratura da dietro la porta che ci ha permesso di riapprezzare perfettamente l'occasione per la Roma. Poi sugli sviluppi questo calcio di punizione, sempre avanti la Roma con la rincorsa di Scala, accanto a lui appena entrato anche Luisinho, va Di Scala, orizzontale, doppio scambio con Cardone, murato proprio Di Scala, cambi anche per la Lazio, dentro Vinicius Sardella e anche Nicao al posto di Lupi e Biscossi, dunque va con le rotazioni anche la panchina biancoceleste. Batata, Di Scala, Caiche in buca, anticipa Scalambretti, palla ancora per Di Scala, Cardone, Nicao, buona la sua chiusura. Nicao è arrivato lo scorso anno alla Lazio, poi un lungo infortunio, è stato tanto ai box, quest'anno ha ritrovato il campo, giocatore importante, 4 gol per lui fino a questo momento in stagione. Non ho capito se ha un problema Barigelli, si sta toccando il tallone, forse ha preso un colpo, sta chiamando il fisioterapista. Vediamo se entra qualcuno in supporto di Barigelli, eccolo infatti lo staff sanitario della Lazio andare a prendersi cura del portiere biancoceleste, un portiere di grande esperienza, di grande livello, è stato un acquisto importante, lo scorso anno era al Lido di Ostia, è stato uno dei principali fautori della promozione della squadra lidense in Serie A. Andrea, è un portiere che gioca da tanti anni, un portiere che sai benissimo cosa ti può dare, sicuramente un punto fermo per questa squadra, è un giocatore esperto. Ha fatto anche parte della nazionale, ricordiamolo, per lungo tempo, non era magari portiere titolare ma era sempre nel giro, è stato bronzo a un mondiale, insomma è un portiere importante, di spessore per la Lazio. Nel frattempo anticipo di Caiche
di testa su Sardella, che prova a far valere la legge del fisico. Imponente pivot biancoceleste, lo abbiamo visto transitare anche da Cisternino nell'anno della Serie A della squadra pugliese. Duarte, Nicao, ancora Duarte, gira da Federico Scalambretti. Duarte, Scalambretti, pressione alta della Roma, la Lazio con un po' di difficoltà nel trovare le linee pulite in avanti. Ora un bel 1-2 fra Sardella e Nicao, pallone impreciso di ritorno. Ovviamente con un pivot come Sardella adesso la Lazio cercherà proprio di fare quel tipo di gioco, imbucata sul pivot e giocatori che vanno a rimorchio come hanno fatto adesso. È stata sbagliata la palla di ritorno, ma l'azione corretta da fare è quella. 5 minuti sul cronometro, fa il suo ingresso in campo anche Valerio Giuli Capponi, capitano della nazionale Under 19 di Carmine Tarantino, uno dei prospetti più interessanti di tutto il futsal italiano. Nel frattempo Di Scala prova a partire su Nicao e Scalambretti controlla il pallone, terminare la propria corsa sul fondo. Buonasera e benvenuto ad Antonio Iozzo a bordo campo. Abbiamo visto Emiliano Castaldo, grande ex dell'incontro, scaldarsi a lungo, si è rialzato, si è scaldato a lungo, poi si è rimesso a sedere, adesso nuovamente in piedi, si è scaldato, ha ricevuto indicazioni dal suo allenatore e probabilmente lo vedremo tra poco in campo. Prova ad andare Cardoni, in buca per Di Scala sul secondo palo, c'era ben piazzato Caiche, fondamentale l'intervento di Barigelli in spaccata, prova a salire la Roma, Capponi però strappa palla e riparte, Capponi si presenta al limite, la scivolata di Cardone, prova ad accendersi anche il ritmo della partita. Sì, ottimo intervento di Barigelli che ha salvato una palla molto pericolosa perché era calciata forte nel mezzo e c'era il giocatore della Roma che avrebbe calciato a botta sicura. E adesso... Attenzione a Nicao, scusami Andrea, va a calciare, rimpallato, rimessa Lazio. Sì, abbiamo visto anche un bel intervento di Capponi che ha rubato palla e è andato a fare un'azione contro la porta avversaria in maniera molto pericolosa, si è lanciato bene. È entrato, come ci ha detto Antonio Iozzo, da bordo campo Emiliano Castaldo, un grande ex della partita, cresciuto nel settore giovanile prima dell'Acquedotto e poi della Lazio, è passato dalla scorsa stagione in giallo-rosso. Capponi punta proprio Castaldo, le finte, ancora Capponi, mette dentro il pallone per Sardella, la Lazio in vantaggio dopo 6 minuti di gioco, la luce l'ha accesa Valerio Capponi. Sì, ottima giocata di Capponi, ha fatto una giocata molto importante, ha saltato il diretto avversario con un paio di finte, ha messo una palla splendida per Sardone. Ecco, vediamo prima fa finta di andare a destra, se la suola sul sinistro, quindi giocata importante con entrambi i piedi e Sardella da lì non può fare altro che metterla dentro. Ottima azione di Capponi. Gongola sicuramente Carmine Tarantino nel vedere questa grande giocata del suo gioiello, del capitano della nazionale Under 19 italiana. La Lazio è in vantaggio grazie al gol di Vinicius Sardella, comodo da dentro l'area, perso dalla difesa giallorossa che prova adesso la squadra giallorossa a rispondere. Palla che scappa fra le braccia di Barigelli che vuole subito il lancio lungo, c'è Sardella che aggancia, prova a calciare lui, non trova lo specchio della porta, pallone che termina larghissimo, nessun problema stavolta per Rodriguez. Nessun problema, ma ha fatto molto bene Sardella, si è fatto scivolare la palla sul suo mancino proteggendola col corpo, vediamo che col fisico che ha può farlo, ha calciato non benissimo però l'idea è giusta. Castaldo, Capponi ancora in pressione, palla corta per Caiche, Scalambretti, Sardella ancora per Federico Scalambretti, prova a passare in mezzo al raddoppio di Caiche e Castaldo, la rimessa laterale è in favore della Roma. Va Castaldo, lui tutto mancino, trova Donadoni, ora Caiche da Silva, cambio di lato intelligente per Castaldo che punta Nicao, prova a partire, chiude Scalambretti e la rimessa dal fondo è per la Lazio. Vedi molto bravo adesso Scalambretti perché è andato sul tentativo di uno contro uno, è andato subito a dare protezione al compagno ed è riuscito a entrare in possesso della palla. Cardone va a calciare ancora Barigelli. Torniamo a bordo campo da Antonio Iozzo, credo che ci avesse chiamato per il timeout della Lazio. Andiamo a sentire sulla panchina biancoceleste le indicazioni per il timeout, il minuto di sospensione. Scala, vieni qua, non guardare fuori, diciamo solo un minuto, Scala. Non marcarlo a uomo totale, ok?
quando va il cambio tanto viene il cambio pure te, non lo marcare a uomo totale perché stiamo a girare zona, ok? Quindi se questo qua viene di qua lo marchiamo con l'opposto, se no non abbiamo copertura sull'1 contro 1. Ci siamo? Ultima cosa, sui falli laterali chi gioca davanti? Orecchi, perché stiamo a chiamare schemi, stiamo a fare un'altra cosa. Stiamo a fare, cerchiamo di fare schemi noi, stiamo fatto poco schema con Capponi, quindi possiamo fare gol. Lo chiamato a posto, tutto a posto. Tutto a posto. Ultima cosa, Sardo, se fai laterale quando mette un piede dentro a metà campo ti pressa. Fate saltarmi, perché anche cazzo, ma per favore, Abbiamo visto inquadrato sulla panchina della Lazio anche Alexandre Jetson Pereira Ribeiro, questo è il nome completo del brasiliano, il giocatore più importante che ha la Lazio a disposizione, che però è box da inizio stagione per infortunio, lui che lo scorso anno ha segnato 14 gol nell'anno della retrocessione della Lazio in Serie A, il profilo sicuramente di maggior spessore che hanno i biancocelesti, un'assenza pesante. Un'assenza sicuramente pesante, un giocatore che devono recuperare il prima possibile perché è troppo importante per loro, un giocatore che gli può dare quel qualcosa in più che al momento gli manca. Tamatto che era stato chiamato dalla Roma e non dalla Lazio, quindi pallone che è stato rigiocato proprio dai giallorossi, palla recuperata dalla Lazio. Lupi, Biscossi, Barigelli, lancia in avanti, Biscossi la mette giù, arriva Lupi, l'ha visto Biscossi, lo serve col tappo, Lupi calcia e poi dopo la parata di Rodriguez salva sulla riga Donadoni, ottima ripartenza biancoceleste. Ottima ripartenza, abbiamo visto quanto è importante in questo gioco andare senza palla. Lupi ha accompagnato l'azione del compagno che l'ha visto molto bene, l'ha servito di tacco, è arrivato a tu per tu col portiere e per poco non segnava il 2-0. Biscossi, Nicao, palla per Lupi, Capponi allarga per Jacopo Lupi, rimessa laterale in favore della Roma. Donadoni, Luisinho, ancora Donadoni, nuovamente per Luisinho, Bortoletto che riceve. Pressione forte della Lazio, in mezzo alle linee Caiche, alza la testa e ricomincia da Castaldo. Caiche, Luisinho, nuovamente Castaldo, lungo possesso palla della Roma che non dà punti di riferimento alla Lazio, che però aggiusta difensivamente, qui spinge Lupi alle spalle di Donadoni, fallo, punizione in favore della Roma. 11:36 all'intervallo, 1-0 il risultato in favore della Lazio. Sì, credo che per il momento è anche meritato perché la Roma sta facendo più possesso palla ma si è resa pericolosa una sola volta. La Lazio sceglie di difendere dentro e sta ripartendo molto bene, si è resa più pericolosa secondo me. Nel frattempo l'arbitro non ha dato tempo alla Lazio di mettere la barriera, punizione battuta velocemente dalla Roma che poteva creare qualche problema. Cardone però ha calciato male, largo, nessun problema per Barigelli. Capponi, Nicao, dolce in avanti cercando Biscossi, anticipo secco di Caiche da Silva, pronto a rientrare Batata Alves sulla panchina della Roma. Rimessa laterale affidata a Nicao. Lupi di prima in avanti, la veloce per Biscossi, pressato alle spalle, resiste e scappa all'indietro, conquista un po' di campo, va da Capponi centralmente, cambio di lato, Lupi, ancora Capponi, nuovamente per Lupi, non si capiscono i due. E rimessa laterale in favore della Roma, pallone riconquistato dai giallorossi. Eccolo Batata al posto di Caiche, rientrare in campo, manda in avanti, pallone che termina proprio lungo la nostra postazione, rimessa dopo la deviazione di Capponi. Gastaldo, Luisinho, Gastaldo prova ad andare da Biscossi, anzi prova ad andare a un compagno, intercetta Biscossi. Cardone va via, una finta, Nicao recupera palla, poi benissimo Capponi per Biscossi, doppio passo, va via, Biscossi si allarga un po' troppo, cerca il tocco sotto, pizzica la traversa, grande azione personale di Biscossi, forse ha difettato l'ultimo controllo, poi una bella soluzione con lo scavino. No, ha fatto un'ottima giocata perché sì, la palla se l'era allungata leggermente ma è riuscita a recuperare il passo e a calibrare questo scavetto sotto che aveva ingannato il portiere. Ottima giocata, è stato sfortunato. Proprio sotto gli occhi di Gianfranco Angelini, che è il selezionatore, il tecnico della nazionale giovani esordienti. Biscossi è uno di quelli che fa parte assolutamente di quel giro. Gastaldo,
Batata, Bortoletto, Gastaldo, Cardone, punta proprio Biscossi, gira nuovamente da Luisinho Bortoletto. Gastaldo, Bortoletto, non trova spazi però la Roma nell'attenta difesa biancoceleste. Circolazione sempre perimetrale, Gastaldo punta a Lupi, i due sono grandi amici, sono cresciuti insieme, ripartenza Lazio, Biscossi prova di punta, murato bene da Batata che sventa e fa ripartire la Roma. Beh, qui Biscossi ora è arrivato un po' stanco, infatti ha chiesto il cambio adesso perché è sembrato non avere idea su come saltare Batata e ha calciato dritto per dritto. Luisinho prova a mettere dentro questo pallone, cade nel momento della conclusione, cambi proprio per la Lazio. Fuori Lupi e Biscossi, dentro tornano Duarte e Sardella con Barigelli che va a recuperare il pallone a fondo campo. Il lancio lungo di Barigelli per Sardella. Nessun problema per Cacchia, torniamo a bordo campo da Antonio Iozzo. È un Daniele Chilelli che non è ancora entrato in campo, ma sicuramente sta vivendo con grande energia questo incontro. È arrivato pochi istanti fa il primo richiamo del direttore di gara: stai calmo Chilelli, stai calmo Chilelli. Nella Lazio in campo anche un altro giovanissimo, Luigi Musumeci, arrivato dalla Meta Catania. Eccolo che va a breccare il pallone, poi la palla sbuca da Di Scala, Scalabretti, gran chiusura sulla conclusione di Di Scala, si è immolato. Ah, davvero? Niente intervallo? Ok, quant'è di pausa? Che dice Tom? Che mi fanno male le orecchie. Invece lo sai che ti posso dire una cosa? Fare senza cuffie è tanta roba, posso mettere gli occhiali. Che con le cuffie gli occhiali ma stanno così, stanno. Ecco, ho le orecchie infuocate. Oh. Con un microfono come te trovi? Con un solo microfono. Così. Siamo al buon cuore del Matteo Santi. Massimo sarebbe impazzito. Ma con il microfono abbiamo fatto quella di B, dove Era... in Puglia. Sì, Giovinazzo Molfetta. Che hanno piato con i fumogeni nel Mamma palazzetto. mia. Fumogeni nel palazzetto, via di Dio. Ma una birretta no? Si rimedia? No, solo la canzone. Non va bene, lo sai, la birretta mi serve. Mi hanno detto andava a scatti. Secondo tempo andiamo solo sul sito, ci hanno levato la TV. Ma davvero? Perché? Secondo tempo andiamo solo sul sito, ci hanno levato dalla TV, hanno chiamato Mo Simone. Ma il motivo? Che va a scatti. A me mi hanno scritto che in streaming si vede da paura, si vede e si sente da paura, mi hanno scritto. Cioè va meglio in streaming che in televisione direttamente. Misteri dell'etere. Non si capisce niente qua, Mamma mia. Ma Chilelli? Scusami. Come siamo qui? Abbiamo obblighi adesso? Sì, sì. Me lo dà lei il via, quindi? A quanto? Non lo so. Adesso con i tempi quindi come facciamo? Dico dove? A quanto?
Quanto manca più o meno che li facciamo entrare un paio di minuti prima? C'è da lui i tempi. Matte, Che schifo! vuoi sapere Quanto manca più o meno? No, stanno parlando da regia. Sicuro? Ma devo portare Io sei gentilissimo. arrivo a Piero! Dai a Rinaldi che sta mangiando di culo. Già sta mangiando. Che dice? Ha dato dei tempi. Non si sanno ancora i tempi, dobbiamo aspettare. Sì, no, era per comunicare all'altro. Andrea, Walter, ancora niente, stanno chiedendo i tempi tecnici in televisione, li dovete aspettare. Ma li possiamo far entrare in campo e aspettare in campo o no? Possono aspettare in campo e meglio di no. Mi dica lei. So a dirti. Che facciamo? Li facciamo aspettare in campo? Fanno dentro il campo, lo fanno. Dov'è? Non c'è. No, restano caldi. Conviene farli rientrare in campo o sono tempi lunghi? Vai, falli entrare. Allora sì. Ok, intanto entrate in campo ragazzi, aspettiamo per il via. Vieni Andre, vieni Andre. Vieni Walter. Dai, no, io aspetto ancora per accendere. Mai sentito Walter? Walter, mai sentito? Walter, mi senti? Entrate in campo, entrate. Ciccio ha detto che ti dobbiamo dare la bagnetta. La bagnetta, perché? Devo dare la bagnetta dai meglio Rinaldi. Guarda da me. Vero Spina, dai, non grande. No, dai. Sei il 9 su, dai. 1,20. Andrea, 1,20 all'inizio. 1,20 all'inizio. Vabbè, aspetta un minuto e 20. Sì. Un minuto. Quindici. 15 secondi. Ok. 15. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo fra Lazio e Roma. Si riparte dall'1-0 della prima frazione del gioco. Decide il gol al 6° minuto, segnato da Vinicius Sardella sulla bella iniziativa di
Valerio Giuli Capponi, che è in quintetto per la Lazio, che riparte oltre a lui con Barigelli fra i pali, Scalambretti, Duarte e Sardella. La Roma che risponde invece con Rodriguez in porta, Di Scala, Caiche, Batata. Attenzione subito alla Lazio in avanti, la conclusione di Duarte, ben respinta da Rodriguez. Dicevamo Di Scala, Caiche, Batata e Mariano Cardone. Questo il quintetto della Roma. Subito dopo 30 secondi un'occasione per la Lazio. Subito occasione per la Lazio, subito bella giocata di Scalambretti, che aspetta di ricevere il raddoppio per fare uscire palla molto bene su Duarte in velocità, che ha calciato, parata del portiere, forse poteva fare un altro passo prima di calciare, avvicinarsi un altro pochino. Rimessa laterale per la Lazio sulla respinta della difesa biancoceleste. Pallone fra i piedi di Capponi. Scalambretti, Duarte, Scalambretti, Sardella, attaccato da Batata Alves. Ancora Scalambretti, gli dà un appoggio Duarte, che riceve in mezzo alle linee. Si va a vedere Capponi. Duarte torna da Scalambretti, palla sotto la suola, addosso a Di Scala, rimessa dal fondo, sale alta, impressione della Roma, così come nel primo tempo. Sì, sembra che non siano cambiate le scelte tattiche. La Roma continua a pressare, la Lazio continua a difendere nella prima metà campo. Vediamo gli sviluppi poi della gara, se col cambiamento magari di risultato, se cambierà anche l'atteggiamento. Intercetta Sardella, gran giocata, Duarte, Capponi che gli ridà palla, il rischio clamoroso di autogol di Di Scala, che se la cava così, solo corner per la Lazio. Il rischio di autogol, ma era l'unica cosa che poteva fare. Ha dovuto scegliere di intercettare quella palla, perché altrimenti sarebbe stato Duarte a porta vuota, credo. Duarte ancora, e stavolta è Caiche prima di Rodriguez a intercettare il pallone. Scalambretti, si va a vedere Duarte come prima opzione, palla dietro addirittura da Barigelli, che controlla con la suola, alza la testa, va corto, anzi cerca lo scavino, pulito, buono per Sardella, che fa riuscire da Scalambretti. Cambio alla pivot con Capponi che libera lo spazio per Duarte, altro cambio di lato, riceve Capponi dietro da Scalambretti, possesso prolungato della Lazio, Duarte da Sardella, il pallone lo circumnaviga, non riesce a ritrovarlo Vinicius Sardella, palla fra le braccia di Rodriguez, che va a rilancio. Cardone prende posizione su Scalambretti, che ricordiamo le ha ammonito, qui interviene pulito col pallone fra i piedi, poi trova Duarte in verticale da Sardella, che prova a passare su Caiche, fallo commesso dal numero 98, primo fallo della ripresa commesso dalla Roma. E qui era stato molto bravo Sardella, aveva fatto perno col proprio corpo e suolandosi la palla col mancino stava andando via, e non c'è stato altro da fare per Da Silva che fare fallo, ma è stato un fallo ben speso, perché sarebbe andato da solo verso il portiere, molto pericoloso. È rimasto giù a terra Vinicius Sardella, dolorante, ha sbattuto il braccio a terra sul contatto precedente con Cardone, mentre rivediamo una delle occasioni della Lazio in questo avvio, la conclusione di Duarte e la respinta di Caiche davanti a Rodriguez. Ancora Rodriguez protagonista in questo avvio, un paio di interventi, mentre qui non è riuscito ad arrivare. L'intervento è stato quello di Di Scala, calcio d'angolo lì per la Lazio, mentre esce dolorante proprio davanti a noi Sardella, una botta credo al gomito del braccio destro sul contatto precedente con Caiche. Da Silva si ripartirà con la punizione in favore della Lazio, affidata a Duarte. Scalambretti, Capponi, ruba palla, Caiche va via, Caiche addosso a Barigelli, poi Biscossi recupera palla per la Lazio, rischia di perdere il possesso, lo riesce a servire Duarte in avanti, che trova ancora Biscossi, non si chiude l'1-2. Caiche, Batata, Cardone, pressione forte di Capponi, che viene saltato secco stavolta da Cardone. Di Scala, Caiche, Scalambretti, grande anticipo e ripartenza, va Scalambretti, corto da Capponi, giù Scalambretti, Capponi calcia in porta, il pallone è largo, vediamo se verrà fischiato un fallo cumulativo per Scalambretti. Nulla secondo l'arbitro. No, per l'arbitro è stato tutto regolare. Comunque, al di là del fallo o meno, altra grossa occasione per Capponi. E la Lazio ha rischiato più volte già in questo avvio di secondo tempo di
di passare con un'altra marcatura il 2-0. È stata sfortunata in un paio di circostanze, però ottimo inizio di secondo tempo della Lazio. Quasi incredulo nell'occasione Scalambretti, c'è una bella strisciata lungo il parquet di sudore sulla sua caduta precedente, la stiamo riapprezzando ora, sia la caduta sia la conclusione finale di Capponi. È rimasto giù, non c'è stato fallo secondo l'arbitro nell'occasione, e allora nessun fallo cumulativo segnalato alla Roma quando sono passati 2 minuti e mezzo dall'inizio della ripresa. Sempre 1-0 resiste il punteggio della prima frazione di gioco qui al Pala Gems di Roma, in casa della Lazio. Sta vincendo la Lazio, ricordando che c'è già un precedente fra queste due squadre in stagione, era il secondo turno della Coppa della Divisione. La Lazio proprio qui si impose per 3-5 con tripletta di Daniele Chilelli, che quest'oggi non l'abbiamo ancora visto in campo. No, so che ha un problema muscolare Chilelli, quindi sta sicuramente vicino alla squadra come al suo solito, però non credo che deciderà di entrare oggi. Biscossi fino in fondo, murato da Batata Alves. Le accelerazioni di Biscossi comunque fanno sempre male alla Roma in questa partita. Ma sai, Biscossi è un giocatore tecnico ed anche fisico, è un giocatore che a me piace molto e sta facendo veramente giocate importanti questa sera. Scalambretti respinto dalla Roma, si accontenta che il pallone termini la propria corsa sul fondo, la va a riprendere Barigelli. Pallone dentro, Biscossi riceve da pivot, gira indietro da Capponi, prova ad andare via in fascia su Caiche, e ancora una volta gli strappa palla, poi Duarte, attaccato alto, Barigelli. C'è un contatto in mezzo al campo tra Cardone e Scalambretti, che lamenta una botta alla nuca, forse un contrasto mentre Scalambretti prova a liberarsi della marcatura. Nulla per gli arbitri, butta via il pallone Barigelli. Vediamo se la Roma restituirà palla, qualche dubbio ce l'ho, però potrebbe pure essere. Vedremo, sicuramente gli arbitri stanno facendo giocare molto, ci sono tanti contrasti dove vediamo che una squadra chiede il calcio di punizione, ma gli arbitri sono abbastanza permissivi. Roma che non restituisce palla, in effetti la situazione non è che era chiarissima, Barigelli ha buttato via il pallone ma non c'era un giocatore veramente infortunato in mezzo al campo, mi era sembrata una soluzione abbastanza di comodo anche perché era senza appoggi nell'occasione. Quindi si gioca, rimessa per la Roma, Scalambretti ancora a far sentire il fisico su Cardone, la Roma prova a affacciarsi in avanti pericolosamente per la prima volta in questa ripresa dopo 3 minuti e 10 secondi dall'inizio del secondo tempo. Mette dentro il pallone Barigelli, lancio lungo di testa Caiche, ancora Barigelli con la Lazio respinta. Biscossi, arriva Capponi, riceve in mezzo alle linee, tunnel ai danni di Batata, non c'è fallo per l'arbitro, proteste della panchina laziale, proprio Batata cerca la sponda di testa, c'è solo Nicao e nulla di fatto. Ma è quello che dicevamo prima, sono molto permissivi, stanno arbitrando in maniera equa sia da una parte che dall'altra, fanno giocare molto, a me piace questa cosa. Qui il fischio arriva sulla percussione di Duarte che si è infilato come un coltello nel burro nella difesa della Roma, è stato respinto ma fallosamente. Punizione per la Lazio, 4 minuti di gioco. Sul punto di battuta Valerio Giuli Capponi, pronto a rientrare Gastaldo nella Roma. Nicao lungo la fascia, Capponi, Duarte in verticale, Biscossi prova a girarsi ma secco, è buono l'anticipo di Caiche che concede solo un corner alla Lazio. Va l'ex Mara Nursia, Duarte ad occuparsi della battuta, non è angolo ma è rimessa laterale, qualche passo più indietro. Duarte, Nicao, calcia! Che gol! Nicao, la Lazio raddoppia. Un missile, veramente un missile di Nicao sotto l'incrocio di pali, credo che abbia colpito anche la parte bassa della traversa prima di infilarsi in rete. Veramente un missile dalla fascia laterale. Eccolo che lo rivediamo, la rimessa laterale
di Duarte, arriva Nicao sul tocco corto, una bomba di destro sotto l'incrocio, palla che dà un bacino alla traversa e termina la propria corsa in rete per il raddoppio della Lazio. Ha segnato Nicao, è il quinto gol in campionato per il giocatore biancoceleste, che permette così alla Lazio di allungare il parziale. E adesso la Roma è chiamata a una rincorsa ancora più lunga e complicata. Certo è che il tempo è in favore sicuramente della Roma, c'è ancora tanto da giocare in questa ripresa. Sì, la partita è lunghissima, non è detto assolutamente nulla, anche se il secondo tempo la Lazio è entrata con un piglio diverso rispetto alla Roma, ha rischiato di andare sul 2-0 in diverse occasioni dall'inizio del secondo tempo, adesso si è portata con 2 reti di distacco e adesso sarà tutto in mano alla Roma cercare di riaprire la partita. Di Scala, pallone in fascia, è uscito a palo di Castaldo il passaggio del compagno. In avanti Biscossi a lottare con Donadoni. Castaldo chiama l'1-2 che non si chiude. Caiche, Di Scala attaccato da Lupi, rimessa laziale. L'ultimo tocco secondo l'arbitro è stato dello stesso Di Scala. Duarte in verticale, sbuca Biscossi alle spalle di Caiche, riceve in posizione da pivot Nicao, ancora Biscossi in una posizione a lui più congeniale, quella di laterale purissimo, viene adattato dalla Lazio in assenza di un altro pivot oltre Sardella, in una posizione che sta imparando a conoscere pian piano. Sì, l'assenza di Chilelli ha portato Biscossi a fare il pivot alternandosi con Sardella, ma lo sta facendo molto bene perché gioca alle spalle di Da Silva e esce fuori a prendere la palla imbucata dai compagni, la sa proteggere molto bene e comunque fisicamente è un giocatore che tiene botta, quindi lo sta facendo molto bene. Bordo campo, andiamo ad Antonio. Episodio simpatico, sta spendendo tantissimo Emanuele Di Vittorio, è come se fosse in campo, infatti pochi istanti fa si è girato verso un componente della panchina chiedendo una bustina di zucchero per recuperare un po' di energie. Il lancio di Barigelli, stavolta anticipo secco di Scala che passa bene su Nicao. Di Scala per Castaldo, la palla è buona ma è un giro troppo lunga, non riesce a tenerla dentro il numero 6 della Roma. È un peccato per la Roma perché Di Scala ha fatto un ottimo anticipo e un'ottima giocata liberandosi del secondo avversario, poi la sua imbucata è stata leggermente troppo lunga e imprecisa, ma ottima giocata di Di Scala. Castaldo, Cardone chiuso da Lupi, prova ad andare via Capponi, ultimo tocco del giocatore biancoceleste, rimessa in favore della Roma. 5 minuti e mezzo sul cronometro della ripresa, 2-0 per la Lazio. Il gol dopo 4 minuti e un secondo della ripresa di Nicao per il raddoppio biancoceleste. Barigelli schiaccia il pallone in avanti, eccolo qui Biscossi da pivot, prova ad andare, passa su Castaldo, poi spara una bomba sull'esterno della rete. E anche qui ha usato molto bene il fisico, ha fatto una protezione della palla molto importante col corpo, si è liberato suolando la palla sul suo destro, calciando molto bene. Non so se è stato il palo dietro della porta, non il palo. Occhio a Cardone che prova a passare, Batata extra pass, non c'è nessuno, arriva Donadoni che tiene dentro il pallone, chiude Lupi, poi Donadoni vuole battere veloce questa rimessa, trova Luisigno, Cardone prova ad alzare il ritmo, la Roma, Cardone passa su Capponi facendo valere il fisico, Batata, palla fuori, Luisigno, Donadoni, non c'è spazio però, ancora fuori Luisigno, pezza al sinistro, lo fa partire Murato. Però anche qui continua sulla falsariga del primo tempo, la Roma ha difficoltà a entrare negli spazi della Lazio. La Lazio si difende molto bene, non sta subendo azioni pericolose da parte degli avversari. Batata, Luisigno, Donadoni, Cardone si gira su Lupi, poi Capponi trova bene Lupi che ha l'1 contro 1 da prendersi a tutto campo. Lupi fino in fondo, prova la puntata sotto le gambe dell'avversario, non passa ma ricomincia dietro da Nicao. Capponi, Lupi chiama il cambio, va in avanti, Luisigno recupera palla, Batata, anticipo secco di Capponi,
Capponi, murato da Donadoni, poi i due si allacciano, fallo di Capponi che ha rallentato la ripartenza di Donadoni. Poi ancora Capponi a protestare e l'arbitro ferma il gioco e ferma anche gli animi, placando un attimo su una situazione di gioco un po' a nervi tesi. Sì, c'è stato diciamo un contatto di troppo, dai. L'azione però è stata molto, molto bella, quella di Capponi, che però è andato a scontrarsi con un avversario e lì è successo qualcosa, ecco, ripeto, un contatto di troppo, ma fortunatamente gli arbitri hanno fermato immediatamente qualsiasi possibilità di accenno di anime, insomma. Credo sia stato cumulato un fallo alla Roma. Andiamo ad Antonio. Assolutamente sì, Matteo, la situazione adesso recita 3 falli commessi dai giallorossi, una sola scorrettezza per la Lazio. Luisinho, Batata, Bortoletto dietro da Rodriguez, Batata dentro per Bortoletto, buona circolazione della Roma con Luisinho che riceve da Donadoni, gira all'indietro da Batata ma lo fa male. La Roma prova a dare ritmo e c'è stato un passaggio impreciso stavolta. Sì, un passaggio impreciso, la Lazio una delle poche volte in cui è andata in pressione, ma la Roma abbiamo visto che è uscita molto bene palla al piede, solo che una volta uscita la cosa più semplice di quella di tenere palla hanno sbagliato il passaggio e quindi hanno vanificato tutto quanto. Rimessa laziale, dentro nuovamente Musumeci, corto per Scalabretti, il controllo è difettoso, poi viene chiuso da Cardone, rimane giù Scalabretti, dolorante al volto, gioca la Roma, Donadoni, palo! È il suo secondo nella partita, grande conclusione, Barigelli battuto, siamo già dall'altra parte, Duarte, Sardella gli va a restituire palla, nulla di fatto, occhio a Cardone, gira corto da Batata, si accende la partita e poco fa una grande occasione per la Roma. Grandissima occasione, palo interno a Barigelli battuto, sarebbe stato un 2-1 importantissimo per la Roma, anche perché avrebbe preso fiducia e quindi avrebbe consentito proprio ai propri giocatori di giocare sull'entusiasmo, cosa che non è successa. Siamo ancora sul 2-0 e sì, gli animi e la velocità sta aumentando. Altra grande occasione per la Roma, palo esterno colpito da Caiche, mentre rivediamo quello di Donadoni, Barigelli non c'era arrivato, grande conclusione di esterno da parte di Felipe Donadoni, nulla di fatto, lo scorso anno grande protagonista insieme ai suoi compagni, a Caiche, a Bortoletto della doppietta della Roma, campionato Coppa Italia. Ricordiamo, classe 2001, Donadoni, nel frattempo l'errore! E la Roma accorcia le distanze con Caiche da Silva che come un falco non si fa pregare sul passaggio sbagliato, credo di Musumeci, e la Roma accorcia le distanze, 2-1. Sì, errore decisivo di Musumeci, che ha dato una palla in orizzontale corta a metà strada tra il portiere e il compagno dalla parte opposta. Facilissimo per Da Silva intervenire e mettere la palla alle spalle di Barigelli. 9 minuto della ripresa, la Roma accorcia le distanze con il gol del suo capitano Caiche da Silva, c'era andata vicinissima in un paio di occasioni qualche istante fa e adesso trova la rete che la rimette completamente dentro a questo incontro. L'avevamo detto sin da subito, sin dal 2-0 della Lazio, la partita è ancora lunghissima, Andrea. E questo sport ci ha fatto vedere cose ben più, come possiamo dire, da thriller. Bella giocata stilisticamente di Sardella che ha provato la bicicletta, poi conclusione parata comodamente da Rodriguez, ancora Roma in avanti sulla spinta dell'entusiasmo del gol del 2-1, va giù Caiche, fallo e cartellino giallo per simulazione per Caiche, primo ammonito nella Roma sul contatto con Sardella, è andato giù, mentre rivediamo la bella rovesciata di Sardella e cartellino giallo per il capitano della Roma. Diciamo che per come stanno arbitrando oggi gli arbitri, Da Silva non può mai chiedere questo fallo, è inesistente, non lo fischierà mai. Un lievissimo contatto non può portarti a cadere, ripeto, tu ti devi anche regolare in base a come fischiano gli arbitri, a volte sono più permissivi, a volte meno, oggi lo sono molto permissivi, non puoi mai cadere con un minimo contatto. Biscossi, l'anticipo di Batata su Sardella, Scalambretti stoppa di petto, si caccia in una situazione complicata
pressione di Scala sul numero 16 della Lazio, che prova a far valere il fisico con questa la rimessa laterale, facendo carambolare il pallone addosso al giocatore giallorosso. Biscossi prova a partire lungo la fascia, lo brucia, Biscossi dentro per Sardella, poi sbaglia l'appoggio, aveva saltato secco Luisigno, grande giocata, poi è mancato nell'ultimo passaggio. Giocata splendida di Biscossi, è andato via con estrema facilità, si è allungato la palla, è andato nello spazio, l'abbiamo detto, è un giocatore anche fisico, a gamba, quindi nella corsa ha preso il tempo all'avversario e è andato via. L'avversario ha cercato anche di fare fallo, non è riuscito neanche a colpirlo con il fisico, però è costata l'ammonizione e solo che Biscossi lì secondo me poteva fare qualcosa di più, lì avrebbe dovuto calciare. Io capisco che cerchi il compagno sul secondo palo, ma da lì hai la porta spalancata, sei in velocità, devi calciare in porta. Credo sia stato ammonito proprio Luisigno per il contatto precedente e dunque quarto fallo commesso dalla Roma, è stato dato un fallo cumulativo. Prova ad andare via la Lazio, ma riparte la Roma, va di Scala, punta Scalambretti, prova a passare, Scalambretti protegge l'uscita di Barigelli. Va subito lungo, trova Biscossi contro Caiche, occhio che Caiche ammonito e non può commettere fallo per non rischiare di arrivare al secondo giallo. La palla sbuca in qualche maniera da Biscossi, che la tiene in campo, dentro Biscossi e attenzione, Sardella colpisce credo con la mano e si becca il cartellino giallo. Inevitabile, non puoi andare con la mano, no? Non capisco, vabbè, quello è l'istinto, probabilmente istintivamente è andato a mettere il braccio e sa benissimo che il cartellino giallo è sacrosanto. Ricapitoliamo un attimo la situazione ammoniti: Scalambretti e Sardella per la Lazio, Caiche e Luisigno invece gli ammoniti in casa giallorossa. Dunque 4 gialli complessivi in questa partita che rimane comunque bella, divertente e molto aperta. Sì, anche perché in questo momento sembra che siano saltati un po' tutti i tatticismi, stanno facendo azione dopo azione con dei cambi di fronte molto, molto repentini, di conseguenza questo magari scontenta gli allenatori, perché non c'è niente da fare, scontenta gli allenatori ma fa contenti i tifosi, perché vedi queste ripartenze da una parte all'altra, tante occasioni e tanta velocità. Capponi, Scalambretti, Nicao, autore del gol del momentaneo 2-0, accorciato dalla rete di Caiche al nono, calcio dalla distanza Castaldo, interessante, bel tiro, non c'è deviazione, c'è rimessa dal fondo. Sì, ha fatto bene, si è girato molto bene Castaldo, un buon tiro di sinistro, però Barigelli l'ho visto abbastanza sicuro, secondo me era solo la traiettoria, però buon tiro da parte di Castaldo. Capponi in buca, bene per Biscossi che prende posizione, arriva Nicao, Biscossi va da solo, sinistro, centrale, comodo per Rodriguez. Caiche, Gastaldo in verticale per Di Scala, recupera bene Capponi, poi un contrasto raddoppiato, fallo e credo sia quinto fallo per la Roma se non ricordo male. Arriva infatti l'indicazione del cronometrista, quinto fallo della Roma che adesso ha questa bella spalla di Damocle da gestire sopra la testa. 9 minuti e 40, un altro fallo e sarà tiro libero per la Lazio. 9 e 40 sono un'eternità e 5 falli sono tantissimi, devono stare molto attenti adesso perché non possono più intervenire. Scalambretti fino in fondo, brucia Castaldo, rimessa dal fondo per la Roma, buona occasione per la Lazio. Rivediamo la conclusione di Scalambretti, termina larga, soprattutto perché mi riallaccio al tuo discorso Andrea, è una partita che continua a restare molto fisica, gli arbitri iniziano a fiscare qualcosina in più e altro fallo questa volta della Lazio a 9:26 dalla fine. Sì, devo dire che a me stanno piacendo gli arbitri perché stanno permettendo una partita fisica che comunque è piacevole per lo spettacolo, però la stanno tenendo in pugno molto bene. Barigelli va a parare sulla conclusione di Cardone, che è arrivato quest'anno alla Roma, lui ex giocatore del San Lorenzo, ha giocato anche la Coppa Libertadores con la squadra del San Lorenzo in Argentina, sin qui 10 gol in stagione per un giocatore molto fisico, lo vediamo col pallone fra i piedi, palla larga per Di Scala che passa bene su Nicao, mette dentro, Barigelli sale in cattedra. Molto molto bene Di Scala, ha fatto un'ottima giocata, si è liberato del proprio marcatore, è stato molto bravo anche Barigelli a intervenire. Si blocca sulla conclusione centrale di Batata e rilancia lungo per la corsa di Lupi che controlla, ma su di lui riviene ancora
Batata Alves, 9 minuti alla fine della partita, sempre 2-1 per la Lazio il parziale. Palla Gems, le reti al sesto del primo tempo di Sardella, al quinto della ripresa di Nicao, al nono il 2-1 di Caike che ha riaperto la partita. Rimane avanti la Lazio dopo l'intervento di Rodriguez. La palla battuta da Capponi, scavetto per Biscossi che va al volo a calciare, si coordina molto bene, calcio d'angolo per la Lazio. Nicao al limite per Biscossi, riparte Cardone che prova a bruciare Biscossi in velocità, si trascina però il pallone largo, nulla di fatto. Va Capponi a rimettere in gioco il pallone. Nicolas Bertan, in arte Nicao, questo è il suo appellido del giovane ragazzo brasiliano. L'aggancio che non riesce proprio a Nicao. Rodriguez va a lungo, Capponi, gran lettura, stoppa di petto e parte, doppio passo, vince un rimpallo ancora Capponi fino in fondo, in qualche modo chiude la Roma. Capponi prova a spingere, vince un paio di rimpalli, rimessa Lazio, fuori proprio Capponi, dentro Duarte. Ma vedi che adesso i giocatori della Lazio possono anche ipotizzare di buttarsi in mezzo alla difesa, perché non possono essere toccati. La Roma sta a 5 falli, non può rischiare il sesto, quindi il contatto deve cercare di evitarlo il più possibile la Roma. Nicao calcia dalla distanza, si rifugia dietro da Barigelli che lancia a lungo, Biscossi stoppa col petto, anche lui spalla alla porta, poi si gira con la sua classica giocata, punta in fascia, calcia in porta, palla larga, la finta Biscossi, è stata rinominata questa la Lazio, lo sanno tutti che fa quella finta, però spesso e volentieri gli riesce, qui calcia bene di punta col destro largo. Ha calciato molto bene, ma ti dico che una delle cose migliori che sta facendo Biscossi è quella di non essere mai anticipato, riesce sempre ad arrivare per primo lui sulla palla imbucata quando gioca da pivot. Cardone prova a passare su Duarte, Gastaldo in parallela, dentro profondo, la grande giocata di Donadoni, largo il pallone e Cardone si divora il gol del pari. Super giocata questa di Felipe Donadoni, un giocatore che mi fa impazzire. Poi largo per Cardone, c'era anche ben piazzato Duarte sulla riga, lo abbiamo apprezzato da questo replay. Sì, ottima giocata sulla fascia, e da qui siamo riusciti a intravederla purtroppo, però ottima giocata, l'abbiamo vista da replay in televisione e la Roma è stata pericolosa in un'altra occasione. Scalambretti, Sardella, Duarte perde il contrasto con Caike, poi scivola in mezzo al campo Lupi, ma il pallone era imprendibile per il suo ex compagno e grande amico Emiliano Gastaldo. Scalambretti, Duarte prova ad andare, chiude Donadoni, Scalambretti, Gastaldo, Cardone, 7 minuti all'intervallo, Caike si gira il pallone su Gastaldo, ancora Caike, Donadoni, pressione di Scalambretti, ancora dietro da Caike, Barigelli, bordocampo, Antonio Iozzo. Da qualche minuto si sta scaldando Tarenzi, secondo portiere della Roma, in caso di tiro libero della Lazio entrerà lui. Specialista nel parare i tiri liberi Luca Tarenzi, anche una sorella che gioca a calcio a 5, una famiglia di futsalisti, lui giovane prospetto molto interessante con anche le sue qualità fisiche, può sicuramente essere un fattore in occasione di rigori e tiri liberi. Vediamo se ci sarà l'occasione, ma vorrebbe dire che la Lazio potrebbe sfruttare un tiro libero. Fin qui brava la Roma nel far passare almeno un paio di minuti senza commettere falli. Scalambretti passa in fascia, prova a far correre Duarte che non riesce ad arrivare, rimessa laterale in favore della Lazio, ultimo tocco di un giallo-rosso. Va Duarte a rimettere in gioco il pallone, torna in campo anche Capponi, Scalambretti da Duarte, ancora per Federico Scalambretti, in avanti il pallone da Sardella, controllo difficile ma riesce a metterla giù.
Scalambretti. Il surplus, poi l'imbucata. L'anticipo grande, bellissimo, perfetto. Caiche, calcia deviazione. Corner per la Roma. Ottimo anticipo di Caiche da Silva, ha anticipato molto bene Sardella e ha creato un'occasione pericolosa per la Roma. Tiro deviato in angolo. Calcio d'angolo. C'è Donadoni sul punto di battuta. Pallone fuori per Luisinho. Bortoletto dietro da Caiche. Lancio lungo per anzi pallone dietro per Rodriguez. Lancio lungo per Caiche. Non riesce a controllare il capitano della Roma, che poi torna in difesa. A bordo campo nuovamente D'Antonio. Si è alzato Alessio Bonanni e è andato a prendere la maglia da portiere di movimento. Allora vediamo se fra qualche minuto la Roma proverà a inserire il 5 contro 4 per riprendere la partita. Vediamo soprattutto chi sarà il incaricato. Sguinzaglieremo il nostro Antonio per cercare di capire. Qui Capponi costretto al fallo sull'altra grande giocata, un'altra grande giocata di Donadoni, uno dei migliori della Roma. Inevitabile il cartellino giallo per il giovane giocatore biancoceleste. Sì, un fallo, ma ho trovato strano il fatto che sia giocatore della Roma, dopo aver saltato al centro il proprio marcatore, sia tornato sul suo destro. Evidentemente voleva calciare assolutamente con il destro, ma se fosse andato sul suo sinistro dopo il primo dribbling sarebbe andato verso la porta centralmente. Punizione per la Roma, facciamo una flash a bordo campo d'Antonio. In caso di portiere di movimento sarebbe Luisinho l'incaricato di questa punizione a essere, diciamo, incaricato del ruolo di power play. Vediamo Luisinho sul punto di battuta, accanto a lui c'è Cardone, piazza la barriera Barigelli. 6 minuti alla fine della partita, ottima occasione per la Roma di trovare il gol del pari. Cardone, calcia diretto in porta, Barigelli, poi Di Scala, ancora Barigelli. Lancio lungo cercando Duarte, buona chiusura di Di Scala, anticipo di Scalambretti che prova ad andare, si appoggia da Nicao lungo la fascia, Nicao rientra, con questa la rimessa, no, ultimo tocco proprio di Nicao, rimessa per la Roma, fuori Di Scala, dentro nuovamente Felipe Donadoni, qui la parata di Barigelli sulla posizione di Cardone, il lancio di Caiche fra le braccia proprio del portiere biancoceleste. Sardella prende posizione su Cardone, prova a girarsi, viene chiuso, riparte la Roma, si agganciano Luisinho e Nicao, attenzione che Nicao si becca il cartellino giallo ed è il quinto fallo della Lazio, giallo anche per Nicao, quarta ammonito, cominciano ad essere tanti gli ammoniti della Lazio, Nicao, Capponi, Scalambretti e Sardella, 5 falli a testa adesso Andrea. Bel equilibrio anche da questo punto di vista. Bell'equilibrio e visti i ritmi con cui stanno giocando e la fisicità che stanno mettendo, ma aspetto che qualche tiro libero ci possa essere, mancano 5 minuti, è tantissimo, entrambe le squadre a 5 falli. Punizione per la Roma, 5,5 alla fine. Caiche, Donadoni, lo scarico, palla girata invece da Luisinho che torna da Caiche. In verticale Donadoni contro Nicao, prende posizione Luisinho, deviazione, la palla al limite, esce Scalambretti, la palla per Duarte, si appoggia nuovamente da Scalambretti, rimontato alle spalle regolarmente Cardone, la palla di ritorno è imprecisa di Donadoni, la Lazio lamenta un fallo su Scalambretti, non c'è stato nulla per gli arbitri. Non mi è sembrato, anche a me è sembrato che non ci sia stato nulla, ma Donadoni da lì secondo me si deve girare e deve calciare. Quando stai a 7 metri dalla porta, lì devi calciare in porta, non puoi cercare un ulteriore passaggio. Duarte in buca per Biscossi e stavolta non legge la traiettoria del compagno, palla che termina sul fondo, ancora cambi per la Roma, tornano Di Scala e Batata. Donadoni, Di Scala, punta Nicao, prova a partire, è più veloce Di Scala, grande palla sul secondo palo e super intervento di Barigelli che subisce il fallo per l'arbitro di Batata, tiro libero per la Lazio. Allora, un po' incredibile, adesso lo voglio rivedere. Allora, Barigelli ha fatto un intervento strepitoso perché ha tolto la palla dai piedi di Batata. Non capisco. Rivediamo
Batata frana poi su Barigelli, però. Ma non mi è sembrato che ci possa essere fallo. Batata secondo me non ha fatto fallo su Barigelli, l'arbitro però l'ha visto in questo modo e adesso la Lazio ha la possibilità di portarsi sul 3-1 col libero. Bordo campo ad Antonio. Grandi proteste da parte di Daniele Chilelli, che infatti è stato ammonito, Matteo. E tiro libero per la Lazio. Momento cruciale probabilmente di questo derby, con Sardella sul punto di battuta, come detto, dentro Tarenzi, Luca Tarenzi, per provare a sventare questo tiro libero. Nel frattempo, prima della battuta, bisogna asciugare il parquet alle spalle di Barigelli, che era rimasto giù a terra. Fallo per gli arbitri di Batata proprio su Barigelli. E allora tiro libero per i biancocelesti da 10 metri, Vinicius Sardella. Ancora qualche istante perché bisogna continuare a asciugare il parquet. Allora approfittiamo, andiamo avanti ad Antonio. È già pronto il portiere di Movimento, in caso di gol entrerà immediatamente Luisigno. Sardella sul punto di battuta, in corsa che parte quasi da centrocampo. 4 minuti e 44 alla fine della partita, momento cruciale, fischia l'arbitro, parte Sardella. Il sinistro di Sardella, pallone sul fondo, l'ha toccata Tarenzi, grande parata sul piazzato di sinistro di Sardella, corner per la Lazio. Ma secondo me libera calciata malissimo da Sardella. Duarte prova a mettere dentro, altro calcio d'angolo per la Lazio, rimane in porta Tarenzi. Per la Roma non c'è stata occasione di rifare il cambio con Rodriguez. Duarte dentro, deviazione nuovamente, altro corner. Si rimane lì, si gira Biscossi al limite, chiuso da Donadoni, che è l'ultimo a toccare. Sempre corner, il terzo consecutivo per la Lazio. Sempre Duarte, altro giro di Biscossi che si fa vedere, riceve, sbuccia la conclusione. Duarte stavolta si accontenta della rimessa laterale. Sempre sul blocco dei cambi Rodriguez, che non riesce ad entrare, rimane Tarenzi in porta. L'arbitro va a far rispettare la distanza sulla rimessa laterale di Duarte. Formano una sorta di barriera Donadoni e Batata. Arriva Scalambretti che suona all'indietro. Giallo per Batata perché non ha rispettato la distanza. Era molto vicino, non ha permesso di ricominciare in maniera regolare con questo fallo laterale. Stava veramente quasi a contrasto andato. Ancora la barriera di Donadoni e Batata sulla rimessa della Lazio. Scalambretti sul punto di battuta. Arriva Duarte in buca per Sardella che si gira al limite, perde il pallone proprio sul più bello. Allora riparte Donadoni, largo per Di Scala. Di Scala stavolta non trova lo spazio per concludere in maniera pulita. No, si era suolato bene la palla col sinistro, ma ha calciato molto male con il destro. Palla decisamente fuori, Barigelli l'ha soltanto vista uscire. Partita frenetica adesso, sono saltati tutti gli schemi, si va da una parte all'altra a folate, a ondate. La Roma adesso a gestire con Tarenzi che prova ad andare al cambio, nel frattempo riprova a rientrare Rodriguez che è ancora lungo la panchina. Batata, extra pass, Caiche, Barigelli, grande parata. Barigelli sta facendo parate molto importanti, le ha fatte fin dall'inizio, sta continuando per tutta la partita a farle. Donadoni per Di Scala, lungo la fascia, punta Capponi che gli strappa palla, riparte Capponi, si pesta un po' i piedi con Biscossi, poi la palla in qualche modo arriva da Scalambretti che riesce a girare da Duarte, trova Capponi, lungo la fascia, rientra Capponi, passa Capponi per Biscossi, Biscossi, il pallonetto, Rodriguez la trova lì, un po' lezioso nell'occasione Biscossi. Il time out chiesto dalla Roma. Lì bisogna essere più cattivi, non puoi essere così superficiale, così leggero in queste circostanze. Mancano 3 minuti, puoi fare il gol che veramente ti porta ai 3 punti decisivi. Alla prossima rimessa in favore della Roma ci sarà time out, alla prossima sospensione ci sarà time out per la Roma, che ha chiamato il minuto di sospensione evidentemente per parlare del portiere di Movimento. 3 minuti e 10 alla fine. Fuori Biscossi, torna Nicao che riceve il pallone da Scalambretti, gliela restituisce Scalambretti, conduzione di palla centrale, va da Nicao all'angolo, pressione altissima della Roma con Batata che va
su Nicao. Nicao saggiamente gli fa sbattere il pallone addosso. Rimessa ancora Lazio, non c'è time out perché il pallone è per i biancocelesti. Nicao da Barigelli, alza la testa, cerca Capponi, anticipo di Caiche, palla larga di Scala, Barigelli ancora. Qui ha rischiato tantissimo Barigelli, non deve dare quella palla così rasoterra, così morbida, perché il rischio è di essere anticipati, cosa che è successa. 2 minuti e 49 alla fine di un bellissimo derby fra la Lazio e la Roma. Andiamo sulla panchina della Roma che ha chiamato time out con Di Vittorio. Allora, 2,49. Non è che dobbiamo rischiare la prima giocata. È chiaro? Non rischiamo la prima giocata. Mettiamo, Di Scala, scusa, Luisinho, Mariano, Di Scala, Batata. Ok? Circolo il pallone, circolo il pallone, aspetta. Circolo il pallone qui, circolo il pallone qui, porto questa palla e taglio in mezzo e vengo da quest'altro lato qui, ok? 3 in lato, se vengono forte subito in mezzo per Luisinho, immediatamente, appena loro prestano forte per Luisinho, ok? Ragionate un attimo di più perché siamo a 5 palli, ragionate un attimo di più, ok? Ha chiaramente parlato del portiere in movimento Di Vittorio, arma a doppio taglio se ce n'è una. Sì, è sempre un'arma a doppio taglio, però è anche l'ultima chance in alcune occasioni. Evidentemente ritiene che possono essere più pericolosi e più produttivi mettendo il giocatore in porta, il portiere di movimento. È chiaro, la porta è vuota, se non devono perdere palla e non devono rischiare. Tempo ce n'è, 2 minuti e 50 alla fine della partita. La Roma, come vedete, è in campo con i 5 di movimento. Di Scala passa su Capponi, va giù, fallo di Capponi. Poi Di Scala ha preso anche il pallone con la mano e la Lazio per questo protesta, ma il fallo di Capponi mi è sembrato evidente. Sì, ci sta, anche secondo me ha fatto bene l'arbitro, il fallo c'è stato, è stato uno sgambetto, un po' ingenuo, però è stato uno sgambetto, quindi giustissima la scelta dell'arbitro. Per proteste espulso Chilelli sulla panchina della Lazio, era stato già ammonito in precedenza, chiaramente contrariato dalla decisione degli arbitri in questa occasione, se ne va negli spogliatoi finendo anticipatamente la propria partita, lui che comunque non era mai entrato in campo. Occhio perché c'è il tiro libero per la Roma che a 2,36 ha la più grande chance fin qui di poter pareggiare questa partita che l'ha vista star sotto anche di 2-0. Sarà Caiche da Silva il capitano, l'incaricato di questo tiro libero a 2 minuti e mezzo dalla fine di questo derby che torna a oltre 10 anni di distanza tra la Lazio e la Roma. Chiaramente sono due squadre completamente diverse rispetto a quelle che erano tanti anni fa, è una categoria diversa perché l'ultimo derby fu giocato in Serie A, ma è pur sempre un derby e la Roma adesso ha la grande chance di pareggiarla. La rincorsa lunga fin da centrocampo di Caiche da Silva contro Barigelli, si attende solo il fischio da parte del direttore di gara. Parte Caiche che calcia col destro, batte Barigelli, la Roma pareggia il derby a 2 minuti e mezzo dalla fine, risale da 0-2 e fa 2-2, doppietta di Caiche da Silva. Rimonta della Roma, pareggio, però mancano 2 e mezzo. Entrambe le squadre hanno la possibilità di fare il bottino pieno perché sono entrambe le squadre a 5 falli, i ritmi sono altissimi, ormai non ci sono più tatticismi, quindi si va per cercare di fare proprio l'intera posta. E allora prepariamoci a vivere tutto d'un fiato questi ultimi 2 minuti e mezzo di partita, un risultato che in questo momento non accontenterebbe nessuna delle due in ottica salvezza, ricordando che la Lazio è quart'ultima a 6 punti e la Roma è terzultima a 5. Scalambretti, grande giocata, la chiusura di Cardone sull'ottima iniziativa di Scalambretti. Serve a queste due squadre vincere per risalire la classifica, un pareggio di fatto non serve quasi a nulla. Non serve a nulla, loro sono a 5 punti dalla squadra che sta davanti e che permetterebbe di uscire dalla zona play-out, l'eventuale aggancio. Quindi il pareggio non serve a nessuna delle due, entrambe le squadre devono cercare di fare il bottino pieno, entrambe le squadre ne hanno la possibilità perché, ripeto, mancano 2,15, sono entrambe a 5 falli e quindi possibilità per fare il bottino pieno
ce l'hanno entrambe, vediamo chi delle due riuscirà nell'intento. Bella la conclusione sul tiro libero di Kai, che l'abbiamo potuta riapprezzare, ha incrociato bene col destro sul lato morto di Barigelli, che è andato giù a croce, non è riuscito a impattare quel pallone che gli si è infilato all'altezza della spalla, lì non poteva praticamente far nulla. No, lì sono scelte che fanno i portieri e Barigelli ha scelto di arrivare al limite dell'area, e chiaramente al limite dell'area copri più visuale, copri più specchio della porta, però i tempi di reazione sono inferiori perché la palla è molto più vicina, quindi tempi di reazione non ne hai. È una scelta complicata, io fossi i portieri non so cosa farei. Angolo di Scalambretti, si muove Capponi al limite, la palla è per Biscossi al volo, calcia male stavolta alle stelle, colpisce male la palla, nessun problema per Rodriguez, che va ad occuparsi della rimessa dal fondo. Lancio lungo, Cardone, anticipo di Scalambretti, ricordando che entrambe le squadre sono al sesto fallo, eccolo qui. Anzi, la Lazio è addirittura al settimo adesso con Scalambretti. Altro tiro libero per la Roma, che adesso ha la possibilità addirittura di ribaltarla. Ha la possibilità di portarsi in vantaggio per la prima volta durante questa partita, ma fallo ingenuo da morire di Scalambretti. Non puoi entrare, il bonus l'hai terminato, stai al tiro libero, un contatto del genere lo devi evitare, devi aspettare di far girare l'avversario, farti puntare, ma non puoi intervenire in quel modo. Ancora Caiche contro Barigelli, parte da centrocampo Caiche da Silva, stavolta Barigelli fa finta di andare avanti, poi in porta e neutralizza il libero di Caiche da Silva. Ha cambiato la lettura stavolta Barigelli e gli ha detto bene, è rimasto in porta. Caiche ha calciato potente ma centrale, bravo Barigelli. Ma è quello, quando il portiere sta sulla linea di porta per parare la libera, il tiro libero deve essere molto ma molto forte e preciso, altrimenti il portiere ha il tempo di reagire e mettere le mani. Barigelli respinge però a partire Duarte, una piroetta in mezzo al campo, Duarte cerca di allargare il gioco, ruba palla a Cardone che perde palla e allora Scalambretti, 3 contro 2 per la Lazio, Scalambretti fino in fondo, appoggia Duarte, la palla bloccata da Rodriguez, squadre stanchissime, 1 minuto e 50 alla fine. Cardone gira da Donadoni, Batata. Adesso la differenza può farla la lucidità nella lettura di questi ultimi istanti di gioco di Scala a spalle alla porte. Sporta, raddoppiato, perde palla in maniera pulita, la recupera la Lazio senza il fallo come chiedeva la Roma. Duarte, Capponi, 90 secondi alla fine del match, 2-2 il derby fra la Lazio e la Roma. Scalambretti, Capponi, Duarte, cerca un appoggio, va lungo da Biscossi, anticipo di Batata, arriva ancora Duarte, sverniciato da Donadoni, poi arriva Biscossi, la palla è per Di Scala, c'è solo Cardone, Di Scala va da solo, trova Donadoni, Barigelli tiene in piedi la Lazio che sta barcollando in questo finale. La Lazio sta rischiando tantissimo, la Roma più di una volta ha rischiato di fare il gol del vantaggio, troppi errori in questa fase da parte dei giocatori della Lazio. Donadoni, siamo entrati adesso nell'ultimo minuto di partita. Di Scala, Cardone, ruba palla a Capponi che prova a passare su Cardone che recupera e va da Rodriguez, gira da Donadoni, 45 secondi alla fine dell'incontro, Donadoni non trova Di Scala, nulla di fatto, fuori Cardone, torna Caiche, Scalambretti, Capponi, ancora Federico Scalambretti, 30 secondi, possesso palla della Lazio che dopo essere stata avanti di 2-0 si è vista rimontare dalla Roma, prova l'imbucata, la palla dentro per Capponi, Rodriguez se la ritrova lì comoda, poi va al lancio lungo di testa Caiche, si allaccia con Scalambretti, il pallone termina sul fondo, forse l'ultima chance adesso per la Lazio con l'ultima possesso, la Roma non sale su pressione, aspetta a metà campo che la Lazio provi a risalire tutto il campo, ci sono 40 metri da coprire, 10 secondi, 15 per la precisione alla fine della partita, forse l'ultimo tiro della Lazio della partita, se tiro arriverà. Capponi, Duarte cerca la conclusione, Murato ricacciato all'indietro, la palla termina fuori quando mancano 4 secondi, sembra ormai finita. Sembra finita, non credo che ci sia il tempo materiale per arrivare fino dall'altra parte. Capponi prova a far tutto lui, termina giù, Di Scala, fallo
proprio sulla sirena, c'è tiro libero per la Lazio, ingenuità colossale di Di Scala e Capponi si è preso il fallo proprio sul suono della sirena subito un attimo prima. Questa è la follia, stavo quasi per dire che l'unica possibilità che ha la Lazio è puntare, perché non c'erano i secondi per arrivare a calciare in porta e la Roma ha fatto un fallo che è veramente un suicidio puro. Mettere il piede a 0 secondi dalla fine non ha veramente alcun senso. E la Lazio adesso può tirare il tiro libero e la partita finirà qui. Gli arbitri hanno confermato che il fischio è arrivato prima della sirena, ci era sembrato così effettivamente anche in live durante la partita. E stanno dicendo anche che non ci sarà, su un'eventuale ribattuta, non ci sarà la respinta. E allora tiro libero per la Lazio a 0 secondi dalla fine, la può vincere sulla sirena la Lazio con Biscossi contro Tarenzi, che è rientrato al posto di Rodriguez. Tarenzi ha già parato un tiro libero in questa partita, si attende solo il fischio dell'arbitro che va a far rispettare la distanza a Di Scala, arretrato di un passo. Anche Batata viene fatto arretrare, con un po' di esperienza fa perdere qualche secondo di concentrazione a Biscossi. Batata, l'arbitro riprende la sua posizione, Biscossi contro Terezzi, calcia in porta, Biscossi, la Lazio vince il derby sulla sirena, 3-2, questo è uno sport pazzesco. Sì, non ci stancheremo mai di dirlo, partita che sembrava finire in tutti i modi e in tutti i modi ci siamo stati smentiti. Pensavamo alla vittoria della Lazio a un certo punto sul 2-0, poi la Roma ha riagguantato, poi poteva andare in vantaggio, alla fine a 0 secondi dalla fine arriva il 3-2 di un giocatore che credo sia stato tra i migliori in campo oggi. Penso di poterlo dire senza rischiare di essere smentito. Ha fatto una partita strepitosa e si merita questo gol a 0 secondi dalla fine. Fa malissimo però. Fa malissimo alla Roma, Lazio che sale a 9 punti in classifica. Una partita bellissima, Andrea, complimenti a tutte e due le squadre. La Lazio ha giocato bene a lunghi tratti, ma la Roma ha avuto la capacità di rimanere dentro l'incontro, di riprenderla e di riuscire a vincerla poi con la caparbietà di una squadra che ci ha creduto fino all'ultimo. Ci ha creduto anche la Roma e fondamentali sono state le parate sui tiri liberi a questo punto. Hai detto bene, la partita la Roma l'ha giocata benissimo, anche la Lazio l'ha giocata benissimo, la Roma l'ha recuperata e addirittura poteva andare in vantaggio 3-2 la Roma sul tiro libero che Barigelli però ha parato. E le parate e i tiri liberi sono stati fondamentali, ma credo che alla fine si possa dire che il risultato è giusto. La Roma ha avuto in mano il pallino, diciamo, quando dal 2-0 si è riportata al 2-2 e ha rischiato di fare il 3-2, però credo che nell'arco dell'intera partita la Lazio abbia fatto qualche cosa di più. E allora è davvero tutto dal Palagens, ringraziando anche Antonio Iozzo da Bordocampo. Un saluto e un ringraziamento da parte di Matteo Santi e Andrea Rubei. Buona serata. Mai mette il piede lì, 0 secondi dalla fine. La follia pura. Ammazza che vittoria, oh! Dai Matti! Pazzesco! Ma perché mette il piede? Pazzesco! Come fai a mettere il piede lì? 0 secondi?